Vorremmo sentire anche il parere dell'ADOC Livio Sutera-Sardo, oggi qui a Lati di Agrigento nel corso della riunione, appunto il parere su questa nota dello studio legale Mazzarella. Mi pare che lo studio legale abbia ben scritto alcuni punti relativi alla rescissione, alla revoca o alla risoluzione. Però sono tutti punti che lasciano sempre desiderare e che lasciano sempre qualche dubbio su cosa si possa e come si possa intraprendere. Il riscatto prevede eventualmente delle somme da versare al gestore, la rescissione prevede, contempla dei tempi che sembra siano passati, la risoluzione per le inadempienze contempla anche il fatto che anche l'ATI è inadempiente. Quindi vedo che anche se l'ATI dovesse votare, e ci auguriamo che comunque vada avanti per la risoluzione, ci sono dei punti molto duri e molto forti da dover affrontare. Non c'è il pericolo che si apra un contenzioso infinito, come sono tutte le cose pubbliche nel rapporto, diciamo, che c'è fra pubblico e privato? Ma mi auguro che l'ATI, se dovesse scegliere la risoluzione, dovrà scegliere la risoluzione immediata, perché è chiaro che in Italia la legge italiana prevede che un cittadino è innocente fino a prova contraria, quindi questo processo potrebbe durare anche anni, è ovvio.